Non posso dire assolutamente nulla. Il ministro li nomina il capo dello Stato su indicazioni del primo ministro che a sua volta fa valutazioni di vario ordine. Posso solo dire che sono molto orgoglioso di essere stato eletto e ripeto che comunque i miei sforzi fondamentali saranno per far funzionare la giustizia in generale e quella veneta in particolare. Il suo nome continua a rimbalzare insieme a quello di Giulia Bongiorno. Sono loro i candidati scelti da Giorgia Meloni per la guida del Dicastero della Giustizia, un magistrato e un avvocato. Carlo Nordio, trevigiano, procuratore a Venezia, l'ex magistrato che indagò sulla colonna veneta delle Brigate Rosse e su Tangentopoli, con l'ambizione mai nascosta di guidare la Commissione Giustizia, non si sbottona, ma piuttosto ringrazia gli elettori e rinnova il suo impegno apolitico a favore della giustizia. Posso assicurare tutti i veneti che sarà il mio impegno primario, anche come semplice parlamentare, ma proprio di tallonare e insistere quotidianamente presso gli organi competenti perché gli uffici giudiziari trevigiani, veneziani, padovani, veneti in generale vengano completamente coperti ed eventualmente anche ampliati, perché il Veneto ha un contenzioso enorme con una pianta organica che è quella di quando era una società agricola. Riformatore da sempre, l'impegno resta quello di far funzionare gli uffici giudiziari del Veneto. Affidare a Nordio un ministero, ipotesi che tanto piacerebbe ai trevigiani, questa mattina al Teatro Comunale di Treviso è stata tutta una stretta di mano, significherebbe scegliere per la giustizia un tecnico, non un politico. Qui non c'è divisione di correnti tra magistrati e vorrei nemmeno dire divisione di attitudine politica. Quello che conta è l'efficienza della giustizia.